durante il giorno del matí limitat. El clar camí, el pregon idioma, un alfabet fosforescent de pedres, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí, l'escenderà de llum. Ad Alghero si è conclusa la 6ª edizione di Mediterranea, culture, scambi, passaggi, festival promosso dall'Associazione Editori Sardi che ha attraversato libri, linguaggi e visioni per raccontare il Mediterraneo come uno spazio vivo di relazioni, memorie e possibilità. È positivo il bilancio di 4 giorni di cultura, comunità e nuove rotte con la consapevolezza degli eventi che crescono e raggiungono una nuova maturità. La città turistica catalana ha accolto una comunità di lettori, autori, studiosi, artisti e cittadini, riuniti intorno ai libri e alle idee per orientarsi nel Mediterraneo contemporaneo, tra le sue fragilità e le sue possibilità. Una navigazione culturale capace di coinvolgere autori, editori, studiosi, artisti, giovani, adolescenti, lettori e cittadini chiamati non soltanto ad assistere, ma a prendere parte a un'esperienza condivisa di conoscenza e confronto. La Summer School internazionale ha rappresentato uno dei primi e più importanti approdi di questa edizione. Uno spazio di studio, formazione e dialogo nel quale competenze ed esperienze provenienti da differenti contesti hanno potuto incontrarsi, rafforzando la dimensione internazionale del festival e la sua capacità di creare connessioni tra la Sardegna e le altre sponde del Mediterraneo. Un'attenzione particolare è stata riservata alle nuove generazioni attraverso Spazio Ragazzi, il programma di laboratori e incontri dedicato ai lettori di domani. Uno spazio nel quale la lettura ha abbandonato ogni dimensione prescrittiva per tornare a essere scoperta, esperienza, gioco, dialogo e libertà, confermando la vocazione inclusiva di Mediterraneo e la volontà di riconoscere nella cultura uno strumento di crescita, cittadinanza e partecipazione. Negli spazi messi a disposizione dalla municipalità algherese a Villa Mosca, i bastioni Pigaffetta e Piazza della Ioaria hanno dialogato come porti di una stessa rotta, luoghi diversi uniti in una geografia culturale che ha trasformato la città in un arcipelago di narrazioni, incontri e visioni. Nonostante il caldo intenso, il vento di scirocco e la presenza contemporanea di numerosi appuntamenti estivi, il pubblico che ha scelto Mediterranea ne ha abitato i luoghi e seguito con attenzione le rotte proposte. Una partecipazione costante che ha riconosciuto la qualità di un programma capace di affrontare temi complessi, mantenendo una dimensione aperta, inclusiva e accessibile. Letteratura, giustizia, memoria, natura, sostenibilità, poesia, illustrazioni e musica hanno composto un racconto unitario e profondamente mediterraneo. È stata una vera crociera, ogni incontro ha rappresentato un approdo e allo stesso tempo una nuova partenza. Io nella vita progetto giardini, sono qui al Festival Mediterranea per rappresentare il mio libro Giardini Sostenibili, edito da Gribaudo, e il tema principale è quello proprio di giardini capaci di resistere ai cambiamenti climatici, quindi giardini pensati, oltre per essere vissuti dalle persone, comunque con piante resistenti alla siccità e a bassa manutenzione. Sono un ingegnere, ma mi occupo di progettazione del giardino e del paesaggio. È un mestiere abbastanza complesso che mette insieme realtà differenti a diversi livelli, la conoscenza delle piante, la conoscenza degli ambienti naturali, del modo in cui i paesaggi si formano e si creano, più tutta una serie di conoscenze tecniche legate agli aspetti che interessano la progettazione del verde. Sono ospite di questo
di questa manifestazione, in cui è stato molto piacevole interagire con il collega Francesco Fedelfio e parlare del modo in cui i giardini del futuro che immaginiamo si leghino a questi ambienti naturali che caratterizzano le coste e gli ambienti naturali della Sardegna, in maniera tale da prendere ispirazione per delle realizzazioni più in sintonia con i paesaggi in cui si inseriscono e capaci di essere realizzati e tenuti con un occhio più attento ai temi della sostenibilità. Ogni libro ha offerto una possibile rotta per attraversare le domande del presente e guardare oltre la superficie delle cose. Dall'apertura dedicata a Grazia Deledda e alle relazioni femminili raccontate da Cristiana di San Marzano. Sono qui in questo bellissimo posto a presentare il libro Amiche, che è un libro scritto dal Cune del gruppo di Controparola, che è un gruppo di giornaliste e scrittrici che raccontano la storia al femminile. In questo libro raccontiamo delle storie di amicizie femminili attraverso tutto il secolo, attraverso il Novecento. E partiamo da Deledda e arriviamo a Murgia, e quindi da un'amicizia ai primi Novecento a un'amicizia che è arrivata al terzo millennio. Il programma ha proseguito una rotta civile che ha intrecciato le vicende del giudice Lombardini con l'eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Memorie e testimonianze hanno riportato al centro il bisogno di giustizia, verità, responsabilità e fiducia nelle istituzioni. Le riflessioni civili hanno incontrato il mito, la poesia, le immagini e le storie. Sono venuto qui ad Alghero al Festival Mediterranea a presentare il mio libro scritto con Massimo Giletti, Traditi, che è la storia dei tanti tradimenti, i tradimenti dei miei maestri anche, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Fra breve si ricorda l'anniversario della strage di Via D'Amelio a Palermo il 19 luglio del 92, quando Paolo Borsellino venne ucciso. Hanno lasciato un grande testamento, una grande eredità etico, morale, professionale, modelli di cittadini a cui i giovani devono ispirarsi. Ecco perché ho voluto raccontare la loro storia, anche la mia storia, da magistrato prima, da avvocato oggi, dentro un mondo difficile come quello della giustizia, dove purtroppo ci sono stati tanti successi ma anche tanti tradimenti. Per i giovani, quindi, ricordare questi grandi modelli di cittadini, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il festival ha esplorato l'identità e le culture delle comunità affacciate sul Mediterraneo, un mare antico e contemporaneo attraversato da differenze, conflitti, scambi e legami profondi. La giornata conclusiva ha rivolto lo sguardo alla natura e ai mondi che vivono sopra e sotto la superficie del mare, dalle piante del Mare Nostrum al plancton, dagli abissi alle meraviglie della scoperta, fino al racconto di rinascita di Francesco Del Piano. Il mare è emerso non soltanto come scenario, ma come organismo vivo, spazio di conoscenza, cura, responsabilità e immaginazione. Ho presentato questa sera il libro Mare, viaggio intorno alla Sardegna, all'interno della rassegna mediterranea, qui ad Alghero. E questa sera c'è stata una straordinaria convergenza tra opere diverse che in maniera quasi inconsapevole si sono ritrovate a parlare del viaggio in maniere completamente diverse: il viaggio delle piante, il viaggio del plancton, il viaggio intorno all'isola, e questo in qualche modo ha messo insieme argomenti apparentemente molto diversi, ma che hanno portato comunque ad una crescita di un'idea che è quella di un modo diverso di guardare alla natura che ci circonda, alla straordinaria natura che circonda la Sardegna. Sono una giornalista scientifica ambientale e ho scritto un libro che si chiama I vagabondi del mare, edito da Codice Editore, e sono venuta ad Alghero per il Festival Mediterranea per raccontare un po' come funziona il plancton. Questo è il tema di questo libro. Che ho scritto insieme a Marta Musso, che è una biologa marina esperta proprio di plancton, e insieme abbiamo esplorato come funziona il plancton, questo mondo diversificato, fatto di animali, di piante, di virus, di batteri,
per far capire un po' qual è la complessità del mondo, qual è la complessità di una rete ecosistemica di cui facciamo parte, come possiamo contribuire al suo benessere, come possiamo contribuire invece a dei danni che questa subisce, e poi alla fine come tutto questo arriva anche a noi e come noi possiamo subire l'una o l'altra cosa, il bene e il male, raccontando storie di organismi un po' alieni, un po' strani, che non abbiamo mai visto, non siamo abituati a pensare, hanno delle forme assurde, e tramite questi personaggi che abbiamo raccontato all'interno del libro, ecco, l'idea è spiegare come il mondo del mare, dell'oceano e dei laghi, dei fiumi, dei ghiacciai è fatto da un'acqua che è una sola, con tantissimi abitanti, molto diversi, molto complessi, ma molto molto importanti. Mi occupo di studi culturali e postcoloniali del Mediterraneo, dove si cerca di ripensare il Mediterraneo in modo tale che non risponda, non rispecchia solamente gli interessi o le prospettive che arrivano dalla sponda nord. Allora significa di entrare in un altro spazio storico, culturale e critico del Mediterraneo che ci permette magari di viaggiare meglio al di là del proprio narcisismo. Sono venuto a presentare Dal mare nero di Odessa, il mio primo libro di poesia. Ho esordito 10 anni fa con un romanzo storico sul brigantaggio postunitario e sto lavorando anche sulla poesia, sulla saggistica. Ho una produzione abbastanza variegata e Odessa è una città che mi ha conquistato. Ne ho scoperto il fascino internazionale, il melting pot della popolazione, l'allure, l'atmosfera da Porto di Mare, e il fascino conseguente ha suscitato in me visioni che mi hanno popolato per anni e mi hanno fatto partorire questo libro bizzarro. La bibliodiversità, cuore dell'impegno dell'Associazione Editori Sardi, è la bussola di questa navigazione. Tutelare la pluralità delle voci, favorire il confronto tra le sponde e riconoscere nella lettura un gesto di cittadinanza significa contribuire alla costruzione di una comunità più consapevole, aperta e capace di ascolto. A tracciare il bilancio dell'edizione è Simonetta Castia, presidente dell'Associazione Editori Sardi e direttrice artistica del festival. Mediterranea chiude così la sua 6ª edizione, ma la navigazione proseguirà a breve lungo le tappe del percorso della sezione off, toccando altri approdi letterari da Olbia in poi. El prec dels vents que em retornaves sempre.